di voi ci conoscono e sanno un pochino realmente chi siamo, cosa facciamo, ma noi abbiamo voluto, che poi Corrado a chi ne farà richiesta lo trasmetterà, anche preparare un po' delle slide per dire quello che il Sinape CISL dice è talmente veritiero che lo mettiamo per iscritto, lo pubblichiamo affinché ognuno possa capire l'importanza di non essere semplicemente un libero professionista per il percorso di studio, di conoscenze che ha fatto, ma nel contempo essere e sentirsi anche rappresentato e tutelato da un'organizzazione che valorizza non solo la sua professionalità, ma gli mette a disposizione dei servizi, cioè cose, servizi, situazioni, rappresentanza che da soli non si riuscirebbe naturalmente ad ottenere. Qualcuno ci chiede, sì, sentiamo Sinape CISL, il sindacato degli operatori del settore olistico, della naturopatia, della DBN, ma che cosa fa? Riunisce e rappresenta in modo particolare gli enti di formazione che sono patrocinati dal Sinape, ma attenzione, i liberi professionisti aderenti, gli iscritti, e non per una singola cosa, ma per tutto quanto possa attenere gli aspetti di interesse e gli interessi di natura economica, giuridica, morale, e valorizza nel contempo l'identità dei propri iscritti. Quando parliamo, e poi sicuramente il Presidente vi darà ulteriori illustrazioni sul decreto che molti dimenticano, cioè noi parliamo della legge 4/2013 che regolamenta le professioni non organizzate in ordini e collegi, ma abbiamo poi il decreto 13/2013 che parla della formazione formale, informale e non formale. E poi c'è stata questa convenzione di mutuo riconoscimento con l'ACSE per un motivo importante, per dire, ok, liberi professionisti, ma anche associazione che di promozione sociale possa correttamente divulgare le proprie conoscenze. E poi naturalmente ci sono enti di formazione come scuole, eccetera, eccetera. Ma attenzione, quello che per noi è molto importante è che il Sinape ha come obiettivo fare da collante per questo vasto ed eclettico mondo della naturopatia e delle DBN DOS. Ma perché riesce a farlo, ha saputo farlo e lo porta avanti? Perché nel tempo il Sinape, negli anni che sono trascorsi, ha costruito una forte autonomia di rappresentanza, non sindacato autonomo, autonomia di rappresentanza, perché guardate, siamo l'unico sindacato confederale, non solo a livello nazionale, in primis ci interessa il nostro paese, ma a livello europeo, a livello internazionale, perché siamo aderenti ad una grande confederazione che ha aperto le porte a questo vasto mondo e dire ok, sperimentiamo la valorizzazione di questi lavoratori autonomi che sono orgogliosi e fieri di essere imprenditori di se stessi, ossia voi liberi professionisti. Questo è un obiettivo per noi molto molto importante, quindi essere qui è per dire ragazzi, insieme possiamo realizzare, concretizzare un futuro migliore per queste discipline. Perché se da un lato siamo orgogliosi di rappresentare, dall'altro facciamo una grande battaglia, perché vediamo purtroppo dalla Val d'Aosta alla Sicilia anche enti che dicono di fare formazione che con un weekend ti dicono puoi fare l'operatore, e chi come voi per anni studia, si applica, sperimenta, rischia poi di non essere, cioè, valorizzato per quello che è, ma essere messo al pari di chi con un weekend dice ah io faccio il naturopata, non so come lo potrebbe fare, è una cosa
alquanto a dir poco vergognosa. Quindi la cosa importante è che noi vogliamo condividere con voi questi percorsi e farvi capire che non siete soli, farvi capire che avete sì dei doveri, ma avete anche dei diritti che sono fondamentali. Insomma, un'altra cosa fondamentale del Sinape CISL è che è sempre più protagonista nel promuovere con forza i contenuti evolutivi delle discipline bionaturali. Sono discipline molto particolari, però attenzione, possiamo anche dire un'altra cosa fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare, che esse, queste discipline, noi vogliamo e stiamo lottando affinché entrino nel contesto socio-educativo, culturale del nostro Paese. È un obiettivo che vogliamo raggiungere e lo possiamo raggiungere solo se siamo uniti e siamo tutti insieme. Come lo possiamo raggiungere? Abbiamo raccolto i diversi disegni di legge regionali, non per ultimo, come vi sarà illustrato dopo, la legge regionale Veneto, in cui Corrado ci ha lavorato veramente tanto, però attenzione, c'è sempre il pericolo di una cosa, che queste leggi regionali vengano impugnate dall'Avvocatura dello Stato. Perdonate, ma dobbiamo dirlo. Perché? Ma non perché non sia buona la legge, anzi, ottima, e ha fatto un passo culturale, perché il Veneto è stata una di quelle regioni che ha capito quello che dice il Sinape CISL, ossia inserirle, non riesco a farlo vedere, nel socio-educativo culturale, perché un naturopata vero, un operatore del benessere vero, può operare sin dal primo respiro di vita su una creatura umana fino ad accompagnarlo al grande passo. Ed è importante questo, valorizzare. Cosa tu dici, Luisa, come operatore olistico? Penso che l'altra parte che noi diciamo e ci stiamo battendo, che il naturopata, il consulente analogico, lo shiatsuka, il riflessologo, il reikista, chi più ne ha, chi più ne metta, non è un operatore qualsiasi, ma è un consulente, un educatore alla salute e al benessere naturale. E questo è fondamentale, deve entrare nell'ottica delle istituzioni. E noi, come organizzazione sindacale e confederale, ci stiamo arrivando. Ma abbiamo bisogno non dell'iscritto che paga la quota, perché no, abbiamo bisogno di dimostrare alle istituzioni che voi ci siete. Come lo possiamo dimostrare? Attraverso le matrici del vostro tesseramento. Perché andare alle istituzioni, e perdonatemi, lo dico forse troppo spesso, anzi viene anche registrato e non me ne vergogno, per le istituzioni siamo dei numeri, più siamo e più contiamo. Quindi noi ringraziamo chi, come Corrado, riesce a mettere in piedi delle serate, delle riunioni per valorizzare le regioni, le istituzioni, sensibilizzare al massimo. Però noi abbiamo questo grande diritto-dovere di chiedere, ma anche dimostrare che ci siamo, ossia attraverso voi, che è fondamentale. Un'altra cosa di cui siamo consapevoli, che tutto questo che sto dicendo può avvenire solo attraverso un'organizzazione forte, un'organizzazione democratica, coerente e che si fa portavoce delle vostre istanze. Perché se voi non ci date i vostri bisogni, le necessità, cosa avete, cioè cosa andiamo a raccontare alle istituzioni? Vogliamo la legge? Tutti gridano alla legge,
ma poi mi sa, forse Corrado, che pochi la vogliono. Quindi una cosa che noi vogliamo precisare, che per il SINAPE, FELS CISL, organizzazione sindacale confederale interdisciplinare della naturopatia e discipline bionaturali, la base fondante del fare sindacato, dell'essere sindacato, è proprio portare alla luce l'uguaglianza, la democrazia, la solidarietà. In risposta poi a tanti quesiti, a tante domande che ancora ci vengono fatte sul decreto legislativo 13/2013, noi ricordiamo che questo decreto va a definire le norme essenziali, i livelli essenziali della prestazione che viene data. Decreto legislativo 13/2013, legge 4/2013, disposizioni in materia di professioni non organizzati in ordine e collegi. L'altra cosa fondamentale, vabbè, ve l'ha sintetizzato al massimo, tutto questo per fare cosa? Per arrivare al punto di certificare le vostre competenze professionali, che ribadiamo ancora, rappresentano la conferma che il vostro ente di formazione vi ha fatto un percorso conforme alle norme e che voi non siete solo preparati, ma avete anche le competenze per poter espletare la professione. Un'altra cosa fondamentale che la legge 4/2013 e il decreto dicono: garantire trasparenza, deontologia, standard professionali, adeguare i propri profili professionali, Roberto, quello che dicevamo questa mattina, secondo gli standard nazionali ed internazionali, promuovere la formazione permanente degli iscritti, codice di condotta e offrire garanzie per il cittadino o consumatore. Tutti gli enti di formazione che sono patrocinati dal SINAPE CISL hanno tutte queste caratteristiche, perché sono servizi creati in anni e anni di esperienza a tutela di questo vasto ed eclettico mondo della naturopatia e discipline olistiche. Qualcuno ci è chiesto, sì, ok, abbiamo capito, ma perché certificare le competenze non formali ed informali? Perché costituiscono un valore aggiunto all'apprendimento formale, ossia vanno a personalizzare l'apprendimento e ne attestano la formazione. Questo è fondamentale. E così come vi diceva Antonio prima, in cui la parola chiave è attenzione, non si può però certificare una competenza se non avete fatto un percorso formativo, perché lui ha ben chiarito, ci sono delle regole che ci vogliono le ore, le specializzazioni, eccetera, eccetera. Quindi la parola chiave è competenza, ok? E quindi diventa strategico per noi come sindacato confederale darvi tutte le nozioni, i chiarimenti di cui voi avete bisogno. Ma non di meno, torno un attimo alla legge Veneto approvata, che è una legge che ha fatto un passo culturale in avanti concreto, quello di chiedere che questo vasto mondo sia regolamentato nel socio-educativo culturale. Mi sono fermata sul fatto il perché può essere, diciamo, presa, impugnata dall'Avvocatura dello Stato, non perché non sia valida, attenzione, anzi, ma c'è un motivo fondamentale, che le regioni possono programmare le tipologie di professioni, ma non possono istituire una nuova figura professionale che spetta in capo allo Stato, secondo il capitolo 15, articolo 117, se non vado, sì, vado, che istituire una nuova figura professionale spetta allo Stato. Dopodiché la Regione
può decidere come fare quella formazione. Ecco, mi era sfuggito, ma questo è importante che voi lo sappiate. Però è anche importante sapere che la Regione Veneto ha fatto un grande passo, oltre, perché abbiamo la legge toscana, il decreto della Lombardia del 2005, il Veneto è andato oltre, ha dato una definizione molto molto più chiara di questo, ok? Si può sapere il numero di leggi del Veneto da poter vedere, da legge regionale? Allora, premesso che... sito della Regione? No, ma lo trovano anche sul sito del Sinape. Sul Sinape. Andate sul sito del Sinape o sul sito della Regione anche, perché la Regione l'ha anche promulgata, quindi però più semplicemente se andate sul Sinape CISL, leggi e decreti e ve la scaricate. Il BURV, se non sì. sbaglio a voi è BURV, Burv, sì. perché poi c'è la sigla della regione. Quindi- Bollettino ufficiale, Regione Veneto significa. In estrema sintesi, Io mi perché sono vogliamo buttato dare spazio. Dove va Beppe? Scappa? Scappa Ho un detto attimo. che sarai tartassato questa sera, quindi lui scappa. No, lui ma scappa. adesso ritorno. Lo scherzo, dai. Allora, in virtù di quando abbiamo detto, seppure in estrema sintesi, vi ribadiamo che il Sinape rappresenta e tutela tutto ciò che è inerente al vasto mondo della naturopatia e delle discipline bionaturali. Ha già creato dei servizi importanti per l'operatore del settore, cioè viene chiesto devi pagare le tasse, devi fare questo, ma guardate che voi avete anche dei diritti, non solo doveri, e quindi il Sinape CISL ha messo a vostra disposizione assistenza fiscale attraverso la rete nazionale dei SAF CISL, servizi assistenza fiscale, istituzioni dello sportello del consumatore cittadino con una convenzione di mutuo riconoscimento con la Diconsum, servizi dedicati al nostro settore in sinergia con la Confederazione, il sistema servizi Noi CISL, convenzioni con esperti legali, avete bisogno di un consiglio, andate sul sito e trovate degli esperti legali del SOGI, Sindacato Operatore della Giustizia Italiana, servizi assicurativi, opportunità per le associazioni patrocinate di affiliarsi all'AXE, di cui ne abbiamo l'onore e il piacere, non solo che ci ha ospitati, ma che ci darà anche delle delucidazioni in merito alle domande che vorranno poi. Abbiamo poi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco professionale degli iscritti, con numero di iscrizione, relativa specializzazione, eccetera, e non di meno la certificazione delle competenze professionali, come vi abbiamo detto prima, secondo norme uni o norme proprietarie. Attenzione a una cosa, nei comunicati noi lo mettiamo per iscritto, purtroppo c'è sempre qualcuno che vuole fare un po' il furbetto e pubblicizzano certificazioni senza essere accreditati da Accredia per poter certificare queste figure professionali, perché un ente terzo per poter certificare queste figure professionali deve essere un ente accreditato da Accredia. Chi è Accredia? Un ente istituzionale riconosciuto dallo Stato italiano con 2 decreti ministeriali. Quindi quando qualcuno dice voglio certificare la mia professionalità, deve valutare che l'ente terzo sia un ente accreditato. Quindi non resta in fondo che certificare le competenze professionali, che cosa significa? Mettere la persona al centro e riconoscerne la professionalità. Questo per noi è importante, farvi capire che la certificazione delle competenze professionali è il rilascio di un documento ufficiale che attesta che un ente terzo abilitato, ricordo questo, e accreditato da Accredia, ha accertato e convalidato l'insieme di risultati e apprendimenti conseguiti da una persona rispetto
a una norma e ho uno standard come quello che abbiamo creato sulla biorisonanza, che è una disciplina nuova, importante, o come la figura del naturopata, o come quella, come vi diceva il Presidente, sul massaggio bioenergetico per il benessere psicofisico, emozionale, o gli analogisti, che abbiamo fatto proprio una bellissima sessione di certificazione. Abbiamo qui anche un analogista certificata a livello fresca, scorsa settimana, a livello europeo. Il candidato che risulta idoneo a questa certificazione gli viene conferito un certificato quinquennale da EGE Europa, tessera card, timbro personalizzato, inserimento nel registro professionisti, eccetera, eccetera. Quindi, per concludere, noi diciamo, nel ringraziarvi di questa vostra presenza, perché stiamo andando veloci, perché vogliamo lasciare la parola al Presidente dell'Acse che illustra gli ulteriori servizi e poi aprire un dibattito con voi, perché non è che siete venuti solo ad ascoltare, ma chiedere, è fondamentale questo, insomma. Quindi, vabbè, si è già chiuso, fatto da solo, non importa. Quindi non mi resta veramente che ringraziarvi dell'attenzione, lasciamo la parola a Beppe Mauro e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento che volete. Grazie.